C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati da un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Continuano le nostre puntate ora in collaborazione con il Museo Diocesano di Brescia, della nostra città. Vi presentiamo una tela oggi di Alessandro Ponvicino, detto il Moretto, la Madonna col Bambino in Gloria, San Giovanni Evangelista, San Lorenzo Giustiniani, l'allegoria della sapienza divina. Poi le nostre interviste. La datazione della tela si colloca in un ampio arco di tempo compreso tra il 1520 e il 1545. La pala è divisa in due porzioni. In quella superiore la Vergine, assisa in un trono di nubi insieme al bambino, nella mano destra stringe un libro e posa lo sguardo sui personaggi raffigurati al di sotto. Nella parte sottostante compaiono tre figure sedute su alcune rovine. Al centro spicca il beato Giustiniani, accanto a lui sulla destra siede una figura femminile riccamente vestita, identificabile con la sapienza divina. Il beato Giustiniani dichiarò di aver avuto un'esperienza di rapimento mistico durante la quale una figura femminile gli avrebbe mostrato la via per la contemplazione divina. Molto bene, ora bus come entreel in dialetto bresciano, che significa voi lo sapete. Vediamo ora nella città di Venezia come sono andate le cose. Abbiamo avvicinato due baldi giovanotti. Voi siete amici, fratelli, conoscenti, fidanzati? Amici e compagni di classe. Benissimo, tu come ti chiami? Vittoria. Vittoria, tu? Giorgio. Giorgio. E sentite, cosa studiate? Facciamo il classico a Venezia. Sì, stiamo in classe insieme. È impegnativo, insomma, Sì, bella dura. Va bene. Sentite un po', voi conoscete un po' la nostra zona, Brescia? Siete mai stati un po' più a ovest? Sì? A Brescia sì, una volta, a casa di un amico. E questo è quello che fai credere a casa, in realtà sei venuto a polipare la nostra città, ci siamo capiti, Giorgio? Fa il football. No, c'è la fidanzata là. Ah beh, controlla, poi interrogheremo pure lei. Allora, vi faccio leggere questo modo di dire nel nostro dialetto. Okay. Questo, prova tu, vediamo un po' come te la cavi. Questo, sì. Bus come entrel? Sì, vabbè, vuoi provarci pure tu, Giorgio? Ha detto easy è veneziano tipico, no, easy sta facile, lo dico ai nostri ascoltatori, quindi... È bus come entrel. È stata più brava lei, però è... Bus come entrel. Trail, avete capito qualcosa? È una parola? No, niente, come? Come un... Bussa. No. Ah, bussi come entri, giusto, perché dici prima di entrare si bussa, sono pure educato. Pietro è allegra, beh si vede che è allegra, anche tu Pietro sei allegro con allegra? Allegrissimo, sì. Beh, voi siete studenti, no, immagino? Sì, al liceo scientifico internazionale. Un liceo scientifico internazionale, qua ragazzi non si scherza, Ma com'è sto liceo scientifico internazionale? Abbastanza difficile, sono tutte materie nuove, c'è anche cinese, quindi abbastanza complicato. Vediamo se ora ve la cavate col nostro dialetto bresciano. Voi a Brescia, zone limitrofe, così conoscete qualcuno, avete amicizie? Ex, no? No. Beh, venite a trovarci che vi aspettiamo volentieri. Allora, questa è bus. Dai. In alto lì, chi legge? Leggi tu, vai Piero, vai. Bus come trail. Sì, bus come entrel. Che vuol dire? Capisci qualcosa, Pietro? Non capiscono, bus. Come vorrà dire come? Come vorrà dire come? Vabbè, si vede che è scientifico internazionale, ragazzi, E tu allegra bus come entrel? Non saprei niente, forse trail e albero, non so. Trail albero, perché c'è tree in inglese, può essere che no, va bene, bus come entrel. Buco come un setaccio, quindi detto magari di un calzino, ma magari con significato anche metaforico, una persona un po' così, insomma, però più che altro proprio fisicamente qualcosa di buco. Va bene, grazie ragazzi, buon proseguimento, da Venezia è tutto, alla prossima, ciao! Tanta in cuore non posso andar più via, perché Venezia mia mi hai fatto innamorare.